Non mancava molto allo scalo presso il JFK di New York quando lo notai. A essere onesta, aveva già attirato la mia attenzione diverso tempo prima, ma non per via dei suoi occhi, quanto per il suo strano abbigliamento. Pantaloni neri di velluto a coste, gilet di lana grigia, camicia color piombo, persino una cravatta bordeaux. Insomma, in un'epoca dove i bambini vanno in giro conciati come spacciatori, boss mafiosi e divi del cinema, con i jeans strappati alle ginocchia, conciature da vichingo e quei ridicoli cappelli da rapper, vederne uno agghindato in modo così composto e vintage non poteva che catalizzare lo sguardo. Sedeva in classe economica, posto 14A, lato finestrino. La cosa non mi sorprese. Tutti i ragazzini amano sedersi accanto all'oblò dove possono intrattenersi guardando i castelli formati dalle nuvole e il luccichio dell'oceano che scivola 10.000 metri sotto la carlinga. Tuttavia, erano quasi le 21 e a parte le luci della grande mela, il cielo era completamente buio in quel momento, mentre io passeggiavo nello stretto corridoio formato dai sedili, rivolgendo sorrisi incoraggianti a chi era nervoso, assicurandomi che ogni passeggero avesse ricevuto cibo, bevande o qualche altro servizio. Essere hostess significa pensare a tutto e tutti. Poi, mentre mi voltavo per tornare in cabina, ecco che incrociai il suo sguardo. Trasalii. I suoi occhi, che all'inizio mi erano parsi di un quieto color nocciola, adesso erano di uno scarlatto ardente e brillante, come fossero piccole finestrelle di mica davanti alla fiamma di una stufa accesa. Aveva un volto affilato, impassibile, anche se non appena si accorse del mio sguardo allarmato, l'angolo della sua bocca si increspò appena in quello che pareva il sorriso d'intesa di un consumato Don Giovanni. Poi tornò a rivolgere la propria attenzione all'oblò e sul suo viso c'era l'espressione di chi stesse pensando a qualcosa di molto spassoso. Spassoso e malvagio, per l'esattezza. Fu con le gambe che fremevano, molli di angoscia, che andai dalla collega, una veterana dell'Alitalia alla quale tutte noi facevamo riferimento, perché Maria ne aveva viste di cotte e di crude in oltre 20 anni di andirivieni per il mondo. Potrebbe apparirvi sciocco farsi prendere dal panico per qualcosa che poteva benissimo essere un abbaglio, una falsa impressione, ma nel nostro mestiere siamo incentivate a riferire anche del più piccolo sospetto, specialmente nell'epoca post-11 settembre, dove la fobia dei dirottamenti e degli attentati ha incrementato i controlli. Maria ascoltò quanto avevo da dirle e sfilò lungo il corridoio. Io attesi, carica di apprensione, e quando fu di ritorno mi riferì che il ragazzino stava leggendo un fumetto e che non le aveva dato alcuna spiacevole impressione in nessun senso. Mi disse che forse ero stata vittima di una piccola allucinazione per la stanchezza e convenni con lei, seppur inquietata da un'ansia di fondo che non mi voleva lasciare, al pari di un brutto presentimento. Non vedevo l'ora che l'aereo atterrasse a New York. Un minuto dopo spingevo il carrello degli snack e delle bevande lungo il corridoio. Un po' della mia preoccupazione era evaporata mentre servivo noccioline tostate e bicchieri d'acqua tonica, almeno finché non arrivai all'altezza dei posti 14. La poltrona esterna e quella centrale erano occupate da un grassone vestito da uomo d'affari e una minuta donnina asiatica. Il primo profondamente assopito, la seconda con le orecchie coperte da enormi cuffie dalle quali esalava una canzone cinese. Il bambino, accomodato nella terza poltroncina, mi stava fissando con un'espressione così intensa e lasciva da farmi sentire nuda e vulnerabile. Mi chiese un bicchiere di Coca-Cola con voce roca e cortese, venata tuttavia di un sentore insinuante, come se si prendesse gioco di me. La mia mano tremava leggermente mentre gli porgevo il bicchiere di polistirolo, notando quel che teneva sulle ginocchia. Non un fumetto, come Maria aveva interpretato, bensì un vecchio libro dalle pagine brunite dal tempo, gli angoli logori, stipato di raccapriccianti disegni grotteschi e sinuosi, al pari di creature uscite dall'incubo di un pazzo, circondate da scritture che sembravano in arabo. Il ragazzino non allungò la mano a sua volta. I suoi occhi scuri agganciavano il mio sguardo, rifiutandosi di lasciarlo andare,
ridestando una paura insensata e profonda dentro di me. Ne ero ripugnata a livello istintivo, come se davanti a me ci fosse un ragno enorme o un gigantesco serpente. Nel momento in cui questi pensieri mi attraversarono la testa, il bambino si sporse e dalle sue labbra sottili guizzò una lingua grassa, bluastra e biforcuta che scattò rapidamente dentro e fuori il bicchiere ancora stretto tra le mie dita. Dai suoi occhi balenò un repentino palpitio di luce arancio dorata, proprio come se dentro il suo cranio ardesse un incendio. Strillai e mi ritrassi. Il bicchiere mi cadde di mano sulle ginocchia della donna cinese, che mandò a sua volta un gridolino di stizzita sorpresa, rivolgendomi uno sguardo meravigliato e indignato. Sussultando, il gomito della donnina si era conficcato nel fianco lardoso dell'uomo grasso che le dormiva di fianco, il quale venne ridestato di soprassalto, imprecando in italiano, corretto di parlata romana. Cercai di rimediare farfugliando scuse che non riuscivo quasi a esprimere, tanto ero agitata e sconvolta. Continuavo a fissare il ragazzino, ora diventato l'immagine stessa dell'innocenza, sebbene i suoi lucidi occhi scuri non potessero del tutto dissimulare un empito di sadico divertimento rivolto ai miei confronti. Stargli vicino mi toglieva il respiro. Percepivo l'ansia gonfiarsi dentro di me, minacciando di lacerare il sempre più sottile tessuto del mio autocontrollo. La donna cinese non faceva che inveire, insensibile ai miei tentativi di scusarmi, mentre quel piccolo trambusto ci aveva rese l'oggetto dell'attenzione generale. Una collega venne a darmi manforte, sorridente e professionale, mentre io mi sentivo sull'orlo di una crisi, a malapena capace di tenermi in equilibrio sulle gambe. Attraversai il corridoio chiudendomi nel piccolo bagno. Estrassi un fazzoletto, lo imbevvi d'acqua e mi tamponai collo e tempie, respirando profondamente per rallentare il forsennato battito del mio cuore spaventato. Non potevo credere di aver davvero visto una cosa simile. Soffrivo di allucinazioni, quindi? Provai un tuffo al cuore, riflettendo su quanto ciò potesse compromettere la mia carriera. Un assistente di volo con le traveggole non è destinata a durare a lungo in una compagnia aerea. Fissando la mia immagine nel piccolo specchio sopra il lavandino d'acciaio, impressionata dal mio stesso pallore, mi dissi che forse alla base di tutto c'era una spiegazione semplicissima. A conti fatti, tra pochi giorni sarebbe stato Halloween, no? Forse ero stata la vittima di uno scherzo. Una lingua di gomma, un paio di strane lenti a contatto. Niente per cui farsi venire un infarto. Mi aggrappai a tale conclusione, anche se sapevo di illudermi. Gli occhi potevano essere ingannati, ma non l'istinto, e in quel momento una voce urlava dal profondo del mio inconscio, avvisandomi di un pericolo incombente. Colpi educati alla porta mi riscossero. Aprii, pensando fosse Maria che voleva sincerarsi che stessi bene. Invece mi trovai a fissare gli occhi neri, lucenti e sogghignanti del bambino del posto 14A. Indietreggiai immediatamente, come temendo di essere scottata, ma il bagno era un cubicolo angusto. Mi sentii in trappola, la gola ridotta a una cannuccia a causa della marea del panico che risaliva. Il bambino restò immobile sulla soglia. Aveva i capelli nocciola scuro, appiattiti e tirati all'indietro, lucenti come fossero stati pettinati con l'olio. Teneva il suo libro mostruoso sotto un braccio. Appariva come il più giovane professore universitario del mondo e compresi con una scarica di adrenalina che, per quanto potesse apparire un ragazzetto, non lo era affatto. Anzi, era molto più che vecchio. Era antico, abbastanza vetusto da aver puntato quei suoi malefici occhietti di opale sulle impalcature che circondavano le piramidi, udito i canti degli operai attorno ai blocchi di calcare, gioito allo schiocco delle fruste. Fu come se una mano mi afferrasse il cuore o lo spremesse, liberando in circolo l'acido nettare della paura, mentre davanti a me il viso di quell'essere si storceva e si accartocciava, deformandosi in un mulinello di carne e lineamenti che si liquefacevano.
In quel rivoltante turbine vidi gli occhi sfavillare, spandendo nell'aria barbagli di quel cupo arancione baluginante, e palpitii di quella stessa luce gli eruttarono anche dal contorto squarcio che aveva al posto della bocca, tra file di dentini aguzzi e anneriti come punte di grafite, eppure dai padiglioni auricolari che gli scorrevano lungo il contorno di quel viso ribollente. Reagii al pari di un animale in trappola, ovvero attaccando. Non conservo molti ricordi di quanto avvenne in seguito, solo le urla mie che si confondevano con quelle delle colleghe alle voci sconvolte e turbate dei passeggeri, le cui facce scattarono tutte insieme da sopra i poggiatesta, le espressioni di curiosità sbalordita e allarmata. Me lo tolsero dalle mani a fatica mentre gli scaricavo addosso una gragnola di pugni. Era tornato a essere un bambino normale, con il sangue che gli sgorgava da una narice, gli occhioni impauriti e colmi di lacrime, il colletto della camicia stropicciato e i capelli spettinati. Ma neppure allora pensai di aver visto male. Era un inganno, e lo urlai avvinta dall'isterismo e dall'assoluta certezza che sarebbe accaduto un disastro se non l'avessero fermato. Invece fui io quella che venne bloccata da numerose braccia, trascinata via mentre le colleghe cercavano di tranquillizzare i passeggeri come meglio potevano, e il comandante, dalla sua cabina, annunciava che erano iniziate le procedure per l'atterraggio e raccomandava a tutti di allacciare la cintura. L'ultima immagine che registrai del bambino fu mentre Maria lo scortava al suo posto. Notai quello sguardo lampeggiare da sotto il braccio che l'hostess gli avvolgeva alle spalle, il riflesso infuocato sulle lacrime, il sorriso da volpe che non solo è penetrata nel pollaio, ma ha pure convinto le galline di essere una di loro. Un attimo dopo, una luce accecante riempì l'aereo, inglobando ogni cosa. L'esplosione, come il ritorno di fiamma di un'auto, restò intrappolata tra le pareti, assordante. La mia mente andò in sovraccarico, frastornata dal carosello di grida disperate, di gente che piangeva, di preghiere che si intrecciavano nell'aria affollata di maschere per l'ossigeno che piovevano sopra i sedili, ballonzolando freneticamente sulle teste dei passeggeri. I dettagli, come fecero molte altre persone, li ho appresi solo in seguito dai giornali. L'aereo toccò il suolo a oltre 400 km all'ora e prima di schiantarsi era già quasi completamente imbozzolato dalle fiamme, con le ali che venivano disseminate ovunque. Il calore mi aveva sciolto addosso la camicia di poliestere. Il velivolo si frantumò in 5 parti. Io mi risvegliai nel reparto di terapia intensiva di un ospedale americano una settimana più tardi, con ustioni di secondo e terzo grado, 3 costole rotte, vertebre incrinate e una frattura al bacino che mi è valsa la ricostruzione dell'anca. Probabilmente non potrò mai tornare a camminare senza l'uso del bastone, ma continuo a ripetermi che sono stata fortunata. Faccio parte dei 10 sopravvissuti al disastro, 3 dei quali rimarranno per sempre su una sedia a rotelle. In totale sono morte 63 persone. Eppure non è questa la cosa che ancora adesso ha il reale potere di sconvolgermi. Ciò che mi spaventa è sapere che né tra i superstiti né tra i cadaveri venne trovato quel ragazzino inquietante. Mesi dopo l'accaduto riuscii a rintracciare e contattare la donna cinese del 14B, anch'ella scampata alla morte, e quel che mi disse mi raggelò. Non ricordava alcun bambino seduto accanto a lei durante quel tragico volo. Nessuno della compagnia aerea, del personale, dell'aeroporto o degli addetti alla biglietteria ha idea di chi fosse. Non c'è traccia di lui nelle prenotazioni o nelle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Nessuna coppia di genitori contattò mai le autorità per avere informazioni sulla sua sorte. Quel bambino, insieme all'incidente che sono certa abbia in qualche modo causato, era e resta il più grande mistero della storia dell'aviazione civile.